Sedetevi lì, vado a chiamare i burattini, arrivo. Vado a chiamarli. Ok ragazzi, lo spettacolo sta per cominciare. Ok, ci avviciniamo tutti i bambini. E pista che comincia lo spettacolo. La Bella e la Bestia. Che cosa vi insegnerà? Pensate molto bene. Questa storia della dedico ai miei amici Anna Muscarino e Marcello. Non vuoi dire perché? Gridate se vedete che qualche bambino, qualche cosa esce da teatrino, Gridate se qualcuno esce. Fate un grido, avete visto qualcosa? Questa parola la dedico al mio amico Marcello, Anna Muscarino. Voleva l'albero. Un applauso e benvenuto alla Bella Bestia. Una bellissima ragazza. Tutti credevano che fosse un po' strana perché amava tanto leggere e quando aveva un libro in mano non si accorgeva di niente. Il padre di lei era un ricco mercante vedovo con altre due figlie. Sapevano solo lamentarsi, mentre la giovane lei iniziò a lavorare per mantenere il padre. Che sfortuna! Se quella volta invece di andare a Romoso stavo a casa, a quest'ora avevamo ancora tutto prendere i soldini. In uscio si torna a mangiare del pane secco, delle ariglie ancora più secche e fare la tacca ancora più secca. Sollevare i suoi soldi. Domandò alle figlie cosa volessero in dono. Le due maggiori chiesero abiti sontuosi e gioielli. Beh, chiese una rosa. Ah, sentite figliuoli, io parto, vado, vediamo. Se quello va come previsto, questa volta torno a casa rete sfondata. E di sicuro mi dovrai medicare. Mi devo prima dire, figli, voglio che vada a tornare a casa in Italia. Arrivederci, au revoir. Gli affari andarono molto bene. Il mercante acquistò i vestiti e i gioielli per le figlie, ma non trovò la rosa per lei. Sulla strada del ritorno fece tardi. Facci quei torni. Ho girato di cura, ho girato
c'era anche una camera con un letto pronto. Il mercante non vide anima viva e si mise a dormire. Che stanchezza! Che bella mangiata! Scusate, bambini, mi sono venuto una mangiata che non era niente male. Perfetto! Ora se ne va a scontro e mi gira talmente la testa. Quasi per ritagliare tempo dopo anche il giro. Ovviamente le famiglie devono andare a valutare. Mi sento di vicino e mi adoro. Allora, passeggiando nel parco, notò una splendida pianta di rose. Pensò al regalo di Natale e non accolse niente, ma improvvisamente comparve una bestia orrenda che lo accusò di essere un ladro. ladro! Però non so. Dai Daniele, io voglio mangiare, di qua. Vai a mangiare che c'è il Ormai danno l'hai fatto, però se tu vuoi salvare la vita devi andare qui e avere due figlie. Posto tuo. Altrimenti sei freddo. L'uomo tornò a villaggio e informò la famiglia della caduta. Solo lui decise di sacrificarsi per amore del padre. La ragazza dunque arrivò al castello. Con coraggio entrò nei corridoi bui dove incontrò la bestia. Chi è? Chi? Castello. Chi? Non poteva certo sapere che la bestia era in realtà un principe trasformato da una strega in una creatura umana. Solo l'amore incondizionato di una fanciulla avrebbe potuto spezzare l'incantesimo e restituire le sue vere sembianze. Solo più tardi si decise a uscire dalla sua camera per cercare qualcosa da mangiare. Dopo la cena, lei passeggiò nelle sale del castello, attratta dal mistero di quel luogo. Ancora una volta la bestia sopraggiunse bruscamente e la spaventò. Ormai la ragazza non aveva abbastanza, approfittò della notte e fuggì. Tra gli alberi, però, i lupi erano in agguato.
si affezionava sempre di più alla ragazza, che si sentiva felice anche se le mancava la sua famiglia. La bestia allora gli concesse di andare a trovare il padre per un'intera settimana. Se al termine dei 7 giorni non fosse tornata, lui si sarebbe lasciato morire. Ma come hai fatto a fuggire dal castello? Papi, non sono scappata. Come? E allora mi scivato come fai ad essere qui? Papino, io mi sono innamorata. Non ti sarai innamorata di quel coso? Sì, padre, sapresti, dietro quella cosa c'è un cuore. E io l'amo e sono felice. Perfetto, se sei felice tu, lo sono anch'io. Guarda lei, come si dice, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Ti voglio bene, figliuola. Belle era pronta per tornare al castello. La bestia le mancava terribilmente. Le sorelle, invidiose, fecero di tutto per trattenerla, rinchiudendo la chiave in uno stanzino. Ma Belle, aiutata dal padre, che aveva compreso la genuinità dei sentimenti della figlia, riuscì a fuggire e fece ritorno al castello. Nel frattempo, la bestia, convinta che non avrebbe più rivisto la sua amata, si stava lasciando morire. Belle lo trovò in giardino, ormai quasi alla fine. La ragazza era disperata, lo abbracciò fortissimo, dichiarandogli tutto il suo amore. La mia amata Belle ormai non ha più. Senza lei non ha più senso vivere. Le forze mi stanno mancando. Addio, amore. Amore mio, sono qui, eccomi, non vedo l'ora di tornare da te. Io ti voglio bene, anche se sei bello come una vecchia ciabatta, sei bellissimo dentro, voglio stare con te per tutta la vita. Improvvisamente il miracolo avvenne. In quel momento luci magiche cominciarono a scendere dal cielo. Una pioggia di scintille cadde sul corpo della bestia, che fu sollevato nell'aria. Belle non lo sapeva, ma l'incantesimo si era spezzato. L'amore aveva vinto. Vuoi là, cara bella, il tuo amore per me mi avrà la brillantissima che mi imprigionava in quel corpo fuori un bambino. E anzi, bruttarello, brutto brutto. Vieni cara, abbracciamoci. Ma solo una fonnetta, ma sei bellissimo. Sì, vedi, abbracciami, giuro che non ti lascerò mai più. Vieni bella, dai, parliamo a festeggiare insieme. Attacca